leggerà bene. Eccoci di nuovo a Sveglia Trieste con la cittadina Antonia cara mia. Antonia, buongiorno. Buongiorno e grazie di avermi invitato nuovamente. Lei era qui il 6 dicembre. Il 6 dicembre e ora vengo a raccontare l'avanti della mia storia, che veramente sono caduta in un imbroglio proprio programmato bene. Per agevolare io mi sono scritta, perché sennò qui non andiamo avanti. Ricordi magari i telespettatori così in due parole? Sì, allora io ho fatto un contratto d'affitto d'azienda, bloccato dopo 2 mesi aperto, perché non era tutto a norma. Ok. L'avvocato del furbetto che mi ha fatto, diciamo, il contratto ha sbloccato ha sbloccato la fiducione che era ferma 2 mesi dalla banca, mandando che io ho ricevuto una sanzione amministrativa e ho una pendenza del comune. Guardate qua, questa. Secondo voi dove hanno preso loro se invece a me il comune hanno dato l'incontrario? Allora vuol dire che qualcuno gli ha messo sotto banco qualcosa che non va. Registrato tutto in computer del comune, perché qualsiasi sanzione, qualsiasi cosa positiva o non negativa è nel computer del comune. Ok. Dopodiché ho la dimostrazione che con titolo lui non era a norma delle HCCP, che c'è qua, se tiro fuori c'è una borsa pure qui piena. Ha un plico di carte, confermo, veramente sì, importante. Confermo, sì. Ho i titoli che non ho fatto danni alla facciata. Anche questo me l'ha dato l'ufficio tecnico del comune, perché se lei mette un'insegna deve chiedere e si paga in base a cosa ha messo, se c'è la luce, senza luce, una cosa e l'altra. Perciò anche qua ha tentato ho fatto la disdetta 3 mesi prima della scadenza. Mi è stato addebitato un 13° mese e volevano altri 2 anni, perché sul contratto era scritto che la proroga era di anno in anno, però con rinnovo fiducione. Siccome dopo a parte è stato messo con scrittura privata al limite 2 anni dopo tutto quello che abbiamo messo dentro, voleva togliermi via anche altri 2 anni. Meno male che la clausola era detta con con rinnovo della fiducione, se no mi mangiavano anche noi. Però sono riusciti con questo 13° mese pignorare casa, che dopo il pignoramento è stato tolto, ho fatto prenotazione di ipoteca, è diventata ipoteca con la morte di mio papà, e l'avvocato, dopo che questo è quello che ha depositato del furbetto, sì. Oltre che volere quei 12.000 euro, voleva 10.000 euro a parte, dove l'impresa edile che l'ha comprato mi tartassava perché questo avvocato non voleva togliere via l'ipoteca e voleva ancora più 10.000 euro. E anche qua mi hanno detto che l'impresa edile ha sbagliato. Doveva dire al notaio e al suo avvocato, digli a questo cosa mi tormenta, che si faccia scrivere da un giudice se lui gli appartiene, e dopo ha fatto finta, no, io con quello non ho più nulla da fare. Quindi insomma tramite sotterfugi si è cercato di... Il fatto qua a me mi è stato detto, perché la mia storia sta girando l'Italia, e le dico che è andata anche all'estero, perché Facebook è una bomba. È un veicolo potentissimo. No? E o non sono stata difesa bene, o non hanno voluto per dare una mano a questo avvocato di questo furbetto che è un Terminator. E allora signora, fermiamoci un secondo, poi continuiamo, sentiamo anche un po' il telespettatore in attesa. Pronto? Pronto? Rispondetemi. No. Non sento nessuno, non sento nessuno dall'altra parte. Allora continuiamo, signora. No, dopodiché mi ha addebitato altri 3 mesi di affitto. Quali? Quando è stato pagato tutto con la fiducione e la caparra, e con affitti, con assegni
e inoltre gli ultimi 2 mesi sono stati trasferiti sul conto arancio invece che sul conto dove abbiamo fatto il bonifico. Ok. Tanto a dimostrazione che è stato pagato quello che io ho pagato con il bonifico su quella banca che aveva lui, la banca invece mi ha tornato indietro i soldi, perciò lui non è stata tornata intera la fiducione, perciò la dimostra. Dopodiché lui ha messo 2 mesi sul conto arancio, evidentemente per far vedere che dopodiché che ho tutto qua, ma dovrei un'altra trasmissione. Praticamente. Sì, dopodiché a dimostrare che lui voleva 3 mesi di affitto, evidentemente sono i 2 mesi più 1, ancora più 1, dove mia nuora ha dato con assegno a suo nome, ma a nome del furbetto, lui è andato a incassarlo. Ha tentato di portarmi via, quello già detto, ha avuto 2 testimoni non avendo titolo. Praticamente si è portato 2 testimoni che si sono autodefiniti periti, non iscritti all'albo, lavoravano una per una ditta, uno per un altro, senza mandato, doppio lavoristi, con una fattura in nero. Perciò questo vuol dire che è un giro di lavoro in nero. Uno approfitta della ditta che lavora, certo, per lavorare in nero. E non solo. Aveva il corridoio del tribunale pieno. Non so a che titolo sono venuti e se hanno testimoniato, perché io dopo sono andata via, perché era strapieno. Questo vuol dire che questo furbetto, facendo il rappresentante, deve fare qualche favore a qualche supermercato, a qualche bar, qualche piccolo intralazzo come questo, e saranno venuti a testimoniare, perché capirà. Quindi lei ha questo dubbio che possa essere successo, insomma, successo così. Per 2 volte ha rifiutato le chiavi e anche la richiesta di un CTU, perché il CTU avrebbe visto che è tutto sbagliato. Io ho anche le raccomandate, che sono là sotto, dove io ho mandato la disdetta al furbetto, al suo commercialista e al notaio. Bene, ha detto che io non ho mai disdetto. Allora, riprendiamo subito, sentiamo un attimo la telefonata. Pronto? Buongiorno, volevo un'informazione perché ci sono delle cose che non le ho ancora ben capite. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiedere una cosa, parlo del coronavirus ovviamente, Sì. durante l'incubazione è infettivo questo coronavirus o solamente quando esplode e basta? Ci sono casi di coronavirus documentati dove delle persone asintomatiche hanno trasmesso il virus, come ci sono casi, quindi sì. Poi è chiaro che, come spiegava prima anche il dottor Giulio Bonivento, uno può fare il tampone oggi ma prendere il virus domani perché ha contatti con altre persone. Perciò... Allora giusto, nessuno ha la palla di cristallo, lo sappiamo bene. Sì. Volevo chiedere questo, allora, perché allora non è, cioè secondo me almeno, perché non mettere tutti la mascherina, quella semplice che si trova, così evitiamo di contagiarsi e di contagiare. Vedo che c'è proprio questo modo, diciamo che non sono proprio tanto d'accordo di mettere solamente chi ha il coronavirus, ma io vado in supermercato, per quanto adotti tutte le misure che giustamente vengono dette e sono perfettamente cosciente perché sono responsabile non solo della mia vita ma anche di quella degli altri, e allora dico, ma a questo punto scusate, ma perché non possiamo adottare la mascherina senza farci prendere in giro, perché ci sono quelli che non gliene frega niente e vanno avanti. C'è stato proprio il caso di una telefonata a Tele4 di una signora che era in coda alla posta, dove un signore è passato avanti, quando è stato richiamato, chiedo scusa, il signore con autosufficienza è andato vicino alla signora e gli ha fatto un bel colpo di tosse nella faccia, per cui le dimensioni, questo è il problema.
che c'è tanta ignoranza Certo, e anche tanta superficialità, non tutti la prendono seriamente. So che è impossibile controllare gli altri, ma proprio per questo io chiedo, ma perché non adottare, secondo me, le mascherine che vanno benissimo? Allora, guardi, le rispondo subito, la saluto, poi le rispondo subito. Grazie, e poi andiamo anche in pubblicità. Buongiorno. Allora, per quel che posso dire io, perché ovviamente non mi permetterei mai di svolgere il lavoro di qualcun altro, allora le mascherine utili sono quelle che sappiamo con il filtro. Le altre mascherine, sia per chi fosse il portatore del virus, sia per chi non volesse prenderlo, possono servire forse in parte, ma non è che siano molto indicate. Poi c'è il problema invece delle ditte, che non esistono ditte di grandissima distribuzione in Italia della produzione di mascherine, le importavamo tutte dalla Cina, ironia della sorte, le importavamo proprio dalla città di Wuhan, quindi anche qui non si può fornire a tutta la popolazione italiana le mascherine semplicemente perché non ci sono. Per questo è così importante mantenere quelle forme di accortezza personali, come lavarsi le mani spesso nel modo corretto, evitare di avere contatti con persone che magari a rischio e quindi di rischiare di contagiarle e quant'altro. Per questo è importante che tutta la popolazione italiana sia unita nell'utilizzo di quei sistemi preventivi che hanno fornito gli istituti predisposti. Questo è quanto mi sento di dire. Allora signora, facciamo così, noi andiamo in pausa pubblicitaria e poi riprendiamo con il suo argomento. Restate con noi, a fra poco. Rieccoci con la signora Antonia, sveglia Trieste. Allora signora, riprendiamo un po' l'argomento suo. Ecco, allora sì che voglio andare avanti. Mi sono trovata anche una denuncia per minacce e brutte parolacce contro il furbetto. E lei le ha fatte queste minacce brutte? No, è stata fatta la denuncia, è andata avanti che si rimandava perché il suo amico perito geometra che doveva testimoniare non si è mai presentato e dopo è andato in nulla perché il giudice ha detto, però intanto io ero in penale. No? Dopodiché sono anche stata denunciata e ancora oggi non so la risposta dell'INPS perché non ho pagato 120 euro di contributi. Pensi, la PM che aveva in mano sta pratica mi ha assolto perché essendo incensurata e la cifra è modica, abbiamo sempre l'INPS, tramite l'INPS ha impugnato la ha sentenza. Impugnato, sono andata in prima in Cassazione, seconda Cassazione, mi hanno chiamato che dovevo andare a Roma. Si è fatta tutti i gradi. Sì, e non riesco a capire chi è. Io sono andata all'INPS dall'avvocato e sì, abbiamo mandato noi, però non mi ha saputo rispondere come mai sono certe persone, certe ditte che non pagano anche 5 anni di contributi, che quando il disgraziato viene mandato via perché c'è crisi o viene licenziato non ha nemmeno la disoccupazione perché si trova i contributi non pagati. Perciò questo è un altro dispetto, vuol dire che hanno... sul singolo rivalersi che... Inoltre il furbetto ha avuto da me anche una polizza assicurativa dove io la tutelavo, anche per affitti se non riesco a pagare, per eventuali danni e danni a terzi. Mai saputo dall'assicurazione se gli ha dato, cosa gli ha dato. Io ho chiamato la sede centrale. Il mio nome c'è tutto, ma non il nome del furbetto che io ho assicurato. Anche qua un avvocato. Invece io ho intenzione di andare alla sede centrale, portare la documentazione e loro devono tirare fuori. Perciò qua o è stato fatto tutto questo per acchiappare quello che potevano da me e dopo portare all'assicurazione, così ha avuto quello e quello, per poi mettere a norma, non a spese sue. Però qua l'assicurazione, perché non mi ha dato? Ha detto no, non c'è niente, non abbiamo... Non è niente vero, perché io ho subito dei danni della signora al piano di sopra, ha la stessa assicurazione però di un'altra agenzia, quando io gli ho raccontato, no signora, lei ha pagato e lei deve sapere, la stessa cosa io adesso alla signora al piano di sopra devo dire cosa ha dato lei, cosa gli ho dato.
E non è così. Certo. Anche per i danni della facciata, mai avuto la risposta dell'amministratore. Allora, perché hai indetto una riunione straordinaria per addebitarmi il danno? È venuto a testimoniare dopo mia denuncia che sì, che lui doveva, la gente lì in casa si sono arrabbiati per la facciata delle insegne. Io ho mandato una raccomandata al furbetto e dopo vediamo, non so più niente, nessuno ha parlato più. Allora anche questo sarà stato fatto per farsi pagare dall'assicurazione. Anche qua l'amministratore non c'è stato. Inoltre, non so a che titolo, è stato il pignoramento che dopo è stato tolto via e dopo ipotecato casa. Inoltre alla vendita voleva altri 10.000 euro il suo avvocato senza titolo, che qua è la denuncia che ho fatto in procura. Inoltre non so nemmeno a che titolo il pignoramento, l'ipoteca della casa, sì, inoltre della vendita, questo avevo già detto. Il furbetto ha messo a norma, ha dato in gestione a un'altra persona, però non ha preso il stesso notaio e nemmeno il stesso commercialista. Come mai, se tu sei tanto onesto e sono io la disonesta? Eccolo. Perciò io qua ho tutto. Lei ha la denuncia che ha fatto in procura. Ho fatto la denuncia e viene sempre contro ignoti, contro ignoti. Allora, tutte le cose che ho fatto io, denunce in procura, diciamo in questura, sì. Finanza, una cosa e l'altra, come mai hanno trovato che la fattura della lavastoviglie era tarocca? Come mai hanno tolto, la banca gli ha dato fuori la fiducione sbloccandola quando ho io? Ma come mai si sono presi dicendo che io non ho pagato quando ci sono gli assegni? Ma cosa? Cosa? Nessuno va a controllare? No, caro piccolo, guarda che la nuora ti ha dato in data quello e quello davanti il notaio questa cifra. Fermiamoci un secondo, signora. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Fabio. Buongiorno. Complimenti per le trasmissioni ogni giorno. Grazie. Che date buone notizie e dei consigli per le persone. Grazie Fabio. Grazie tanto. Voglio chiedere una cosa, sarà banale, che ho letto per gli aiuti per le bollette, chi è in difficoltà, a chi si deve rivolgere? Allora, le bollette adesso ci saranno degli aiuti alle famiglie, le bollette verranno anche calcolate, poi si ragionerà anche sulle scadenze. Lei comunque contatti il suo fornitore per qualsiasi delucidazione, chiami il numero verde di chi ha le forniture con lei e così avrà direttamente le informazioni. Se è con il gruppo ERA, chiami il gruppo ERA o Acegas. Perché avevo già fatto, non vado nei particolari. Ma se no segua anche i nostri programmi, perché noi riprenderemo l'argomento in questi giorni e faremo anche dei servizi. Adesso sì, infatti guardo... Devo approfondire anche io personalmente. In questo momento per darle la risposta dovrei prendere la notizia e leggergliela tutta, quindi ascolti anche i nostri notiziari che presto informeremo. Siete molto utili per le persone, per tutto. Vi ringrazio, arrivederci. Grazie a lei signora, arrivederci, grazie. Ecco, dopo per terminare questo foglietto, certo. Quando ho saputo che lui ha riaperto, sono io che ho mandato la polizia commerciale perché c'erano ancora cose a norma. Come corso mettere a posto questo? Caro, e perché? Ecco, dopodiché per far vedere che veramente hanno un gruppo, penso il suo avvocato fa quello che vuole dentro il tribunale e questo, essendo rappresentante, fa quello che vuole fuori. Adesso questo è un avvocato, prima era tirocinante, adesso io leggo senza dire le parolacce. Questi sono messaggi. Senti, fammi un favore, puoi sapere di chi di dovere se quella M
ha fatto denuncia in caramba, perché io ho messo il rec in quel bar de M. Devo fare esame di Stato e se questo casino deve venire fuori io voglio essere pulita. Questo è il messaggio che... Sì, messaggi fra un avvocato e un altro della Camera di Commercio, non so. Ma il problema è, perché io non so la risposta, che la bruttissima parola, ecco, ha fatto denuncia. Io sono in mezzo. Spero che sia civile e non penale. Se la madre è pazza, perché lavorava mio figlio anche con me, il marito è no, pazza. sì, ma la madre è pazza. Sì, dice. ma la madre è pazza ed è molto grave, quella sono io. Ok. Ecco, dopodiché penso che sia la mia firma falsa sui documenti, perché il commercialista nostro era il papà di questo. Evidentemente lui, per non aspettare che io finisco di fare il corso del È strano vedere come gli avvocati abbiano un linguaggio così scurrile tra di loro. Sì. Quando... Ascolta, ma il nome di sta baba della Camera di Commercio che ha fatto le ultime carte si riesce a sapere discretamente che vado a chiedere di persona? Volevo andare in Camera di Commercio dal dipendente che mi dicevano che gli ha fatto tutte le carte mosso a pietà. No? Ecco, queste sono le più, dopo sono Quindi tante insomma, altre. è una bega Ecco. legale non Sì, indifferente. secondo lei, queste persone che si sono messe tante contro, allora l'avvocato non occorreva che si laurei, perché queste cose si può. E gli altri si nascondono dietro a ditte. Perciò chi mi dice che se io vado in supermercato non è taroccato qualcosa e magari io mangio cose che credo che è sotto i 10 gradi, invece non è, o che deve stare perché c'è un giro. Io mi sono informata anche di un tecnico specializzato iscritto all'albo. Ha detto: guardi signora, nei supermercati grossi tipo Coop, Ipercoop, Despar è difficile perché hanno già i suoi. Se in caso qualche direttore, per non spendere denaro, chiama un altro, sappia che noi sappiamo chi ha messo le mani. Io mi accorgo e non firmo. Che negli altri può darsi anche di sì. Perché giustamente se non funziona una cosa bisogna cambiarla e costa, anche perché bisogna firmare una scheda tecnica. Certo. Eccolo. Certo. Perciò lui si è preso e poi dopo tengo a precisare che non solo non avevano il mandato per le ditte, uno, lui mosso da pietà, lavorava per una grande ditta e seria, perché mi ha sempre ascoltato che l'ho avvisato, no? Con la ritenuta da conto, perché non poteva avere partita IVA né nulla, perché aveva già precedenti di cose come queste commerciali. Pazzesco, pazzesco. Allora, Antonia, intanto le auguro di riuscire a districarsi da questa faccenda nel miglior modo possibile, ma le faccio anche i complimenti perché la vedo con un carattere bello peperino, bello forte. Sì, ma mi hanno distrutta perché, guardi, cedevo, ritornavo, io ormai avevo ceduto, però il fatto della richiesta da ritardare la vendita della casa con spese che andavano avanti dell'amministratore perché gli eredi gli vanno addosso, voleva ancora queste 10.000 euro, ma è possibile che questa gente allora cosa fa? Io mi rivolgo alla Camera di Commercio e anche all'assessore del commercio che lui mi ha chiamato e non ha fatto niente, ma cosa così vi ingrandite a Trieste? Signora, io le dico, rimanga così com'è perché ha questo morbin che mi piace tanto, però ma soprattutto vada avanti, esatto. Alla Camera andrò avanti, andrò fuori io. E ci tenga informati su come proseguono. No, adesso io farò ancora quei passi che mi sono stati detti. Sì. Le devo dire che gira l'Italia, gira anche la Spagna, le Baleari, mi hanno chiamato ragazzi che lavorano fuori,
che hanno detto la difficoltà che c'è qua in Italia invece là, diciamo, e loro a loro volta mandano nelle loro città di origine italiane tutta la storia, in modo, e il nome, mi chiedono il nome delle persone. Ho capito. Perciò gira il nome anche di questa persona. Certo. Perché se si nasconde facendo rappresentante, cosa posso sapere io dove lui va a vendere che non è amico di un direttore e fa fare lavoretti extra? Allora bisogna tutelare i cittadini. Io capisco che a Trieste non c'è più nulla da fregare perché sono tutti pensionati. Detto così poi. Signora cara mia, devo salutarla e ringraziarla per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, continuate a farlo. Fra pochissimo Sabrina Morena, consigliera e comunale di chiamate Open se FM. avete storie, solo Esatto. così dovete venire, che la gente Esatto. vi ferma. Esatto.